primo premio nell'olio. È una soddisfazione, un po' sacrificio, però il lavoro che facciamo ci viene riconosciuto quantomeno. Noi ce la mettiamo tutta e speriamo che il tempo ultimamente che ci ha penalizzato, perché anche le gelate di quest'inverno, insomma, qualche danno l'ha fatto, però cercheremo di potare le olive in modo da riportare la produzione al miglior modo. Via. Parliamo un pochino del territorio di Monelia. Territorio di Monelia, noi non siamo proprio siamo un po' più su di Monelia. Cosa dire? Il nostro territorio non è che ci permette, cioè non è molto, cioè, ha i suoi perché insomma non abbiamo molte agevolazioni, i terreni non sono in pianura e quindi è faticoso, però insomma si fa con passione e si va avanti. Il terreno guarda il mare, è vicino al mare? Insomma, non proprio. Da in alto sì, un terreno che abbiamo in alto sì, c'è una bella vista sul mare che quando si lavora è anche piacevole guardare il mare. Vuol dire che il mare aiuta a fare l'olio buono. Ah sì, l'influenza può darsi che aiuti. Miglior olio di Levi. Yes. È stata una grande soddisfazione e ovviamente la voglio condividere con i miei genitori che nell'ombra con tanti sacrifici lavorano questi oliveti da più di 50 anni e la dedico invece a mia moglie che mi supporta in tutta questa nuova avventura e, insomma è stato un riconoscimento importante che accolgo con grande gioia. Bello questo riferimento con tutta la famiglia. Sì, beh, la nostra forza, anche perché le aziende qui da noi sono piccole, familiari, e questo mi dà spunto anche per segnalare una nota. Il PSR, il famoso PSR, Piano di Sviluppo Rurale, dovrebbe aiutare di più le realtà piccole, specie qui in Liguria, perché avere 4 ettari di oliveto diventa, che è la soglia minima per avere un aiuto, è troppo stringente, quindi andiamo avanti con le nostre forze e si fa quello che si riesce. Dunque la richiesta è di abbassare questa soglia? Decisamente, può andare bene per altre realtà, ma noi qui in Liguria abbiamo proprietà frazionate e vanno premiate delle iniziative o comunque persone che mantengono il territorio con sacrificio e soprattutto deve essere poi riconosciuto sul mercato, perché un olio DOP, mi sono anche classificato col nostro olio al secondo posto degli oli DOP della Riviera Ligure di Levante, è un riconoscimento che deve essere valorizzato dalla ristorazione e da chiunque usa olio d'oliva, perché la tracciabilità è importantissima. Comunque Levi insomma, rimane un luogo storico per l'olio buono. Beh, Levi non lo scopriamo certo oggi. La festa dell'olio è l'apoteosi di questo prodotto che è un'eccellenza del territorio e noi che ci mettiamo le mani siamo quei custodi di quell'equilibrio fra natura e territorio che dobbiamo per forza mantenere. Qua siamo primo posto per il DOP da Lavagna. Secondo anno consecutivo perché ho vinto anche l'anno scorso. La mia azienda nasce nel 2014, molto giovane. Però diciamo che ho iniziato questo lavoro tanti anni fa come hobby e poi è diventata un'attività, mi sono licenziato dalla mia azienda dove lavoravo, mi sono preso quasi 2 ettari di terreno e adesso cerco di fare l'olio puntando molto sulla qualità con passione, con impegno, molto impegno mio perché faccio tutto io, l'azienda è fatta da me, ecco qua. I premi aiutano però. I premi aiutano, sì, perché sicuramente essere premiati vuol dire, ma il premio principale secondo me è quando il cliente ti dice che è buono e ritorna l'anno successivo, dice prodotto veramente buono, complimenti, perché il premio sì è importante, però l'importante è soddisfare il cliente. Ma oggi un buon olio quanto costa?
Un buon olio dovrebbe costare, in Liguria dovrebbe costare molto di più quello che lo vendiamo, noi lo vendiamo a 12 euro al litro, chi 13, questo qua il prezzo è il DOP, non è che si discosta molto, però la fatica che noi facciamo è molto più superiore rispetto alle altre zone perché è tutto a mano, non c'è nessuna meccanizzazione possibile e quindi tutto a mano, tagli l'erba a mano, poti a mano e adesso leggevo su un'intervista che l'Italia dovrebbe puntare, come sta facendo la Spagna, sulla produzione diciamo intensiva, quindi avere dei filari di olive e fanno tutto a mano, però in Liguria allora se fanno questo la Liguria sparisce perché ovviamente non... No, ma le nostre località sono sempre, credo, caratteristiche. Anche. Sì, caratteristiche sicuramente. Tengono giovani e forti. Sì, sicuramente quando uno lavora a terra si tiene in forma perché non si siede su una macchina ma va avanti con i suoi piedi, quindi sono molto contento di questo premio perché non me l'aspettavo come secondo anno consecutivo e... me la soddisfazione. Qua abbiamo il miglior uliveto, Alevi. Guarda, non è facile perché le olive vanno curate, potate, concimate, tutto quanto. Io ho una fortuna. Questo premio lo dovrei condividere con le mie pecore, perché ho 9 pecore e loro, guarda, mi puliscono, mi concimano, mi fanno quasi metà del lavoro. Certo, danno qualche piccolo danno nei muretti, tutto quanto, però mi danno un grande aiuto. Ecco, sono contento e ho delle bellissime olive, ben potate, ben coltivate, fatte tutte con un metodo che forse voi vi ricorderete, era stato inventato da un certo Roventini, e io l'ho seguito alla lettera e è un metodo che ti permette di produrre quasi tutti gli anni, un po' di più, un po' meno, però si produce tutti gli anni. Meno male che se ne sono accorti e mi hanno dato questo premio. Ma per un buon uliveto cosa bisogna fare ogni? Potarle, arare, concimare, Guarda, a parte le pecore? I tempi sono cambiati, ormai arare non serve più, l'importante è la potatura. La potatura è la cosa fondamentale. E poi la concimazione perché come noi che mangiamo anche loro qualcosa devono mangiare perché da sole non ce la fanno a mantenersi, anche se una volta dicevano lasciami la mia erba e tieniti i tuoi concimi, ma ormai ci vuole un po' di integrazione. Il concime migliore? Mi fai una domanda particolare. I concimi migliori sono quelli ricchi di potassio. E non tanto azoto, perché ti spiego, l'azoto fa crescere la pianta, gli fa fare tante foglie, le foglie verdi, però la spinge a usare tutte le sue forze solo nel crescere. Invece il potassio l'aiuta a produrre. Però su questo avete un po' idee diverse. Ma non credo, io credo che sia l'idea di tutti, ormai è un'idea di tutti. Cioè uno se va a comprare in una cooperativa viene consigliato bene. Sì, è difficile, non ti puoi sbagliare, a meno che non ti vogliono vendere dei prodotti che hanno in rimanenza, e devi prendere un concime che ha non tanto azoto e più potassio. Sono stati assegnati anche quest'anno diversi premi, anche la commissione era DOP. Sì, certo, la commissione di cui io sono presidente, capo panel, è formata da persone straordinarie. Sono dei professionisti che vengono sia dal mondo dell'olio come olivicoltori, ci sono dei commercianti di olio e ci sono dei funzionari di Stato in pensione e insomma anche dei consumatori tra l'altro,
ed è una commissione che ormai va avanti da una decina d'anni e che tutti gli anni viene riesaminata dal Ministero per avere l'autorizzazione a proseguire. Io sono molto fiero di rappresentare questa gente che ha anche una grossa autonomia di pensiero, per cui è anche difficile in un certo senso riuscire a mediare tanti tipi di posizioni, ma in questo senso c'è un sistema che funziona e io sono molto tranquillo. Bisogna ricordare a tutti i telespettatori che tutti questi oli sono numerati, perciò non c'è un nome, c'è un numero. No, è molto importante quando si assaggia, né io come capo né gli altri come assaggiatori devono sapere la provenienza, nel senso che poi si rimane sicuramente anche un po' influenzati da sapere chi produce o non produce. Quindi noi abbiamo davanti degli oli codificati, anonimizzati completamente, e a me poi piace dopo un po' di tempo capire chi fossero questi oli che hanno insomma, conquistato le prime posizioni. Molte volte ci ritroviamo su facce già viste, diciamo, perché poi chi produce bene sicuramente poi il genere si ripete. È il caso per esempio quest'anno della favola della mignola, o mignola che sia, che in effetti ha ripetuto la performance dell'anno scorso ed è stata una cosa abbastanza straordinaria. Ma nel passato io ricordo per esempio la ditta Orseggi di Lavagna che vinse diverse volte, lo stesso Solari Massimo. Ecco, molti sono venuti a Levi e da Levi si sono fatti conoscere, diciamo, ed è anche questo un gran merito del nostro concorso. Ecco, adesso la favola della mignola e poi speriamo che anch'essa conquisti un mercato. Invece negli oli vergini abbiamo avuto veramente delle bellissime presenze dei nostri cugini di Spezia, che hanno degli oli mediamente un po' più fruttati, ma di straordinaria bontà. E su questo poi anche la stessa commissione ha dovuto in qualche modo mediare una sorta di valore di tipicità che comunque c'è ancora con diciamo, l'intensità del fruttato. Appena terminata la premiazione della 24esima edizione, anche quest'anno mi sembra un bel successo di partecipanti e anche di premi validi. Sì, è vero, sono contento perché, ha detto bene lei, la qualità dei premi è di primo ordine. Abbiamo esaltato, così come l'anno scorso, l'artigianato locale attraverso l'Ardesia, attraverso la filigrana, e quindi credo che sia un chiudere un anello anche a favore del mondo dell'artigianato, oltre che ovviamente verso il mondo dell'agricoltura, in modo specifico dell'olivicoltura. Avevamo 10 DOP, 10 extravergine che rappresentavano i territori della provincia di Genova e della Spezia. La valutazione obiettiva delle analisi fatta dal laboratorio analisi della Camera di Commercio ha prodotto proprio dei risultati veramente soddisfacenti. Le differenze minime sta a significare che l'aspetto qualitativo della scorsa edizione era assolutamente di primo ordine. D'altronde si diceva l'assenza della mosca dell'ulivo è stata fondamentale. Il fatto stesso che gli olivicoltori conferiscano nei frantoi in tempo brevissimo il loro prodotto è una garanzia di qualità, e a collegare il tutto e a renderlo ancora più impreziosito, più ricco, più bello è la valutazione degli uliveti. Ben 11 comuni del nostro territorio hanno partecipato, li ringrazio tutti, è un bel segnale. Io credo che attraverso questi messaggi che un comune piccolo come lei vi lancia si possa, anche sulle parole che poi hanno pronunciato i nostri politici, pensare di perseguire qualche obiettivo importante. Sarà anche una piccola manifestazione, ma credo che gratifica queste persone che quotidianamente lavorano le nostre terre, che appunto qualcuno diceva non sono facili. Assolutamente, è vero. Io credo che il significato profondo sia proprio quello, dire grazie a coloro i quali ancora con sacrificio, con tenacia, con fatica mantengono in ordine i nostri territori. Lo voglio ricordare ancora una volta, abbiamo un territorio fragile. Se i nostri versanti sono in ordine, sono a posto, è garanzia di sicurezza anche per il fondovalle e anche per la città. Se i nostri versanti piano piano scemano, si rovinano, i problemi esistono anche a valle e anche nelle città che stanno sotto.
Una nuova avventura con la Rupinaro Sport, come sono stati i contatti con questa squadra? Conosco parecchi giocatori, dirigenti, siccome che io sono già 2 anni che li seguo quando giocano in casa, così parlando, sapevo che il mister che c'era prima sarebbe andato via, ci siamo parlati. Come le è sembrata questa società? Per essere una società di terza categoria, a parte che la conoscevo, sono molto organizzati, sono bravi ragazzi, tutti giovani. Hanno anche tanti giovani. Sì, la cosa che mi fa piacere a me è lavorare con i giovani, perché lavorare sui 35 anni non c'è gran soddisfazione. Nicolò invece continua l'impegno all'interno del Rupinaro Sport, quest'anno con un incarico nuovo. Sì, è una nuovissima esperienza per me poter guidare una squadra juniores, rimarrò sempre comunque responsabile del settore giovanile, però anche su richiesta dei ragazzi mi ha fatto piacere fare questo salto. È un'avventura nuova, sarà impegnativo, però sono contento di poter collaborare con mister Robby, che è stato anche il mio primo mister, dal quale... Lo sa anche quest'anno, perché quest'anno deve anche giocare. Sei allenatore e giocatore? Cerchiamo di far tutto, anche perché, come dico, lui è stato il mio primo mister, ho imparato tanto da lui, ho ancora tanto da imparare e sicuramente lui saprà insegnare benissimo. Io spero di sapere insegnare come lui. Come si tiene una squadra? Come si crescono anche questi ragazzi giovani? Soprattutto essere sinceri con loro senza fargli chiedere chissà che cosa, e poi il lavoro, cioè io sono una persona che crede nel lavoro, quando si viene al campo si lavora, ci si diverte, poi si lavora, e solo così, io sono cresciuto così, spero di tramandare questa mia cosa, passione anche ai giovani. È un campionato anche difficile quello di terza categoria, se vogliamo. Diciamo che negli ultimi 3-4 anni è migliorato tecnicamente, quello sì, perché tanti giocatori di seconda sono scesi perché hanno voglia di allenarsi un po' meno, però diciamo che è un bel campionato. Purtroppo siamo in pochi, però. Come è articolata questa stagione del Rupinaro Sport? C'è la prima squadra, ci sono gli juniores e poi insomma quali sono un po' le attività? Sì, esatto, continueremo con l'attività di prima squadra in terza categoria, con la juniores nel girone di Spezia. È un campionato difficile, ci sono 15 squadre, abbiamo anche trasferte lunghe e siamo pronti ad affrontarle al meglio. Poi almeno avremo 4 squadre a livello giovanile. Per la prima volta avremo una squadra a 9, giocheremo a 9 con il nuovo allenatore che è Andrea Barbetti. Avremo almeno una squadra di pulcini a 7, 2008-2009, che sarà allenata da Nicola Carpicci, una squadra almeno di 2010-2011 che sarà allenata da Cicci Machiavello, che è un po' la colonna del Rupinaro, e una squadra di piccoli amici, 2002, più piccolini, che aiuterò io a allenare, ma ci sarà anche la Marta che già l'anno scorso l'ha allenata. Come è andata quest'anno? Devo dire che partendo dalla prima serata non ci siamo demoralizzati, perché rispetto all'anno scorso forse è venuta un po' meno gente. Devo dire invece che ieri sera e questa sera l'affluenza è stata superiore ed è venuta secondo me molta più gente. Sono bravi questi ragazzi? Veramente, sono fondamentali ormai per il nostro gruppo, perché danno una ventata di giovinezza e di energia, quindi siamo veramente contenti di avere questi giovani con noi. Sono anche una spinta ad andare avanti con questa manifestazione, 27 anni sono tanti. È vero, c'è bisogno di un ricambio generazionale, non quelle cose si fermano, quindi ben vengano questi giovani. E cosa avete fatto voi in queste serate? In queste serate io personalmente ho dato una mano a servire i tavoli e quindi ho messo il mio servizio per altre persone. E in parrocchia invece che cosa fai solitamente? In parrocchia generalmente faccio l'animatore ai campi elementari e medie, e quindi offro sempre un qualcosa di mio agli altri. Bene, allora Presidente, mi sembra tutto bene anche quest'anno. Sì, possiamo essere contenti di come è andata e auguriamoci che vada così anche gli anni prossimi. Aspettiamo il trentennale, bisogna prepararsi. Ce l'auguriamo, noi ci proviamo ad andare avanti.
Siamo a conclusione della 27esima sagra della Caponata, anche quest'anno una bella festa nonostante il tempo, con tanti ragazzi anche che hanno collaborato. Sì, il tempo ci ha aiutato perché siamo riusciti a schivare l'acqua, ma è tutto bene. E i ragazzi hanno fatto un lavoro come al solito molto bello e poi gli uomini di Ruinà hanno lavorato tantissimo, un lavoro questo che parte da mesi prima e si esprime in questi 3 giorni molto intensi e sempre molto belli. 27 anni non sono pochi per una manifestazione. Sì, con lo spirito rinnovato in questi anni per l'arrivo di tanti ragazzi che si sono inseriti e che hanno fatto diventare questo momento un momento legato poi anche a Rupinaro Sport, frizzante e pieno di famiglie, di tanti amici che si ritrovano qua una volta l'anno e che ci tengono a questo appuntamento. Da 4 anni, questo è il quinto, questa sagra diventa anche un po' il palcoscenico per presentare l'attività del Rupinaro Sport. Quest'anno che novità ci sono? Beh, per noi è un onore essere qui a presentare ogni anno, ormai da 4 anni, questo qua è il quinto, le novità della stagione successiva per noi. Quest'anno abbiamo un nuovo allenatore che si chiama Roberto Coppello, che abbiamo presentato nel corso della serata. Abbiamo 3 acquisti nuovi, quindi pochi acquisti, ma abbiamo promosso diversi giocatori della nostra juniores con la prima squadra, quindi avremo una squadra giovane e siamo pronti a iniziare la stagione. In qualche modo questa squadra si è anche ingrandita, comunque avete tante categorie. Sì, abbiamo anche diverse categorie dei piccoli che vengono gestite con passione e amore da Cici Macchiavello, da Nicolò Scallassetta, e quindi cerchiamo sempre di aumentare la famiglia del Rupinaro facendo le cose ben fatte, seguendo, permettendo a questi piccoli di giocare, divertirsi e di crescere e diventare dei futuri uomini. C'è uno spirito bello anche che si trasmette dalla parrocchia ad arrivare fino poi anche alla società sportiva. Sì, la sagra è nella previgilia della festa di San Giacomo Apostolo, che è il titolare della nostra parrocchia, ed è lo spirito di parrocchia, di comunità cristiana che cerchiamo di mettere nelle attività, nell'attività qua della sagra legata proprio alla festa, ma anche poi nel gruppo sportivo, con l'impegno di far sì che ci siano i valori della solidarietà, dell'amicizia, del rispetto, della lealtà, prima di ogni forma di agonismo che può portare su altre strade. E credo che lo spirito col quale in questi anni la squadra sia cresciuta sia uno spirito che ha segnato anche una differenza per i ragazzi, intanto perché è uno spazio educativo, e poi anche per le famiglie, perché è diventato anche la possibilità per tante famiglie di affidare i loro figli a un percorso di formazione non solo sportiva ma anche umana e cristiana. E chiediamo a San Giacomo che ci accompagni in questo percorso proprio in questi giorni nei quali lo festeggiamo. Ecco, sul campo poi un po' di agonismo c'è sempre però. Sì, sul campo l'agonismo ci vuole, il calcio comunque ti porta ad avere un po' di agonismo, altrimenti non sarebbe giocare a calcio. Però comunque ci sono sempre delle regole che devono essere rispettate, di fair play, di rispetto degli avversari, di rispetto degli arbitri. In questa categoria sono sempre molto giovani, quindi dobbiamo aiutarli a crescere e a sbagliare, come sbagliano i nostri giocatori, anche loro possono sbagliare. Presidente e direttore generale sono stati in accordo anche sulla nuova stagione, su acquisti, su tutto quanto? Sì, assolutamente. Sì, abbiamo aumentato il budget del 100%, esatto. Forse il 200%. Sì. Non c'è una percentuale definita per l'aumento del budget. La società è solida. La società è solidissima, si basa sul volontariato e sulla passione delle persone e dei giocatori.